Nuovo impegno casalingo per la Pro Favara che domani allo Stadio Comunale Bruccoleri ospita la Mazzarese. Un nuovo incontro importante in questo rush finale del campionato di eccellenza Girone A che vede i ragazzi di Mister Catalano impegnati a consolidare il terzo posto in classifica e perché no cercare di rosicchiare qualche punto alle prime due formazioni Acragas ed Enna e arrivare magari in una posizione più utile per i playoff. Sabato mattina dedicato all'allenamento di rifinitura con Mister Catalano che testa quelle che sono le ultime situazioni della squadra per far scendere in campo la migliore formazione possibile. Ma sentiamolo. È vero, e da qui alla fine sono tutte partite importanti, domani abbiamo una partita difficile contro un'ottima squadra, se noi vogliamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso dobbiamo cercare di dare il massimo per portare a casa questa vittoria. È anche vero che mancano 5 partite alla fine e, come ha detto lei, dobbiamo cercare in tutti i modi di tirare più punti possibili per vedere poi a fine campionato come sarà formata la classifica e allo stesso tempo difendere ormai il posto che abbiamo conquistato in questo momento. Un posto importante, un terzo posto che dà fiducia alla squadra, che ha la soddisfazione della società e che vede i ragazzi ben distesi fare il loro lavoro. Sì, siamo abbastanza soddisfatti di quello che stiamo facendo fino adesso, sicuramente tornando indietro c'è anche un po' di rammarico per diverse partite che non sono andate come dovevano andare, però questo gruppo è abbastanza forte, ci siamo rialzati, abbiamo continuato a fare quello che sappiamo fare, i ragazzi lo fanno abbastanza bene, stanno tutti bene, quindi domani ci sarà una partita difficile come ho detto prima e la dobbiamo affrontare nei migliori dei modi. Affrontare una partita in casa vuol dire anche dare soddisfazione al pubblico. Che partita sarà? Noi cerchiamo sempre di dare soddisfazione al pubblico e credo che in buona parte ci siamo sempre riusciti. Se la gente è venuta al campo sicuramente è merito di questi ragazzi che durante la partita si fanno apprezzare per tutto quello che fanno. Domani sarà una partita difficile, una partita come quella dello Sciacca contro un avversario tosto, un avversario duro, era una squadra costruita a vincere all'inizio di campionato, un quarto cerca di recuperare i punti sul Misimeri per arrivare al quarto posto, quindi sicuramente sarà una partita difficilissima. Problemi di formazione? Assolutamente, stanno tutti bene i ragazzi e poi come al solito domani mattina deciderò chi mandare in campo.